Vincenzo Russo nasce a Palma il 16 giugno 1770, nella casa ancora attualmente ubicata al civico 11 di via Vicoletto Russo. Ha studiato dapprima a Nola e poi si è laureato in giurisprudenza a Napoli. Aderì ai principi giacobini di Robespierre, entrò nelle società segrete Club Rivoluzionario e Società Patriottica Napoletana e fece parte della massoneria. In queste sedi egli evidenziò la necessità della lotta armata e rivoluzionaria da attuare contro lo Stato borbonico per dare potere e diritti ai più deboli. Queste idee protocomuniste gli costarono l'esilio. Secondo Russo, la società basata sul libero commercio non avrà né trattati né guerre. L'unica guerra giustificabile è quella di liberazione, fatta ai tiranni e non al popolo oppresso. Nei pensieri politici, Russo scrive che la pace è turbata per diversi motivi e che la guerra è il risultato del desiderio sfrenato di un popolo di prevaricare su un altro. La realtà dei nostri giorni descrive un mondo fatto di guerre, un mondo dominato dallo scontro tra i più diversi interessi personali e economici. La guerra è sempre un omicidio in grande, una lunga scia di sangue, sofferenze, distruzioni, odio e vendette. Sugli orrori e le macerie della guerra, alcuni promettono di scrivere la parola pace, ma è un grande imbroglio perché alla furia distruttiva della guerra, dell'odio, della violenza non c'è fine. La pace è senz'altro uno degli obiettivi che accomuna le persone di ogni parte del mondo, sin dai tempi più antichi, e ci chiediamo se sia realmente possibile un giorno raggiungere una convivenza pacifica tra i popoli. Per ottenere la pace occorre la buona volontà e l'impegno di tutti. In pratica, se paragonassimo la pace ad un enorme puzzle, il lavoro di ogni individuo costituirebbe il piccolo tassello.